La rapidità con cui oggi si passa da un continente all'altro toglie ai grandi viaggi il sapore di un tempo. Così è per la lontanissima Somalia. Settimanalmente un servizio aereo ci porta dall'Italia all'aeroporto di Mogadiscio in 18 ore. Ma la città, con i suoi inconfondibili abitanti, con il biancore degli edifici che digradano verso il mare, restituisce subito la misura della distanza nelle sue vere proporzioni. Siamo in Africa, l'autentica, quella equatoriale, piena di incognite e di sorprese, dove difficilmente l'impronta moderna fa dimenticare le vestigia antiche. Tuttavia, la vita in Somalia ha oggi un aspetto diverso da 30 o 40 anni or sono. Il mandato di amministrazione affidato all'Italia sulla sua ex colonia ha suscitato nei somali nuove aspirazioni, dando loro la certezza di una indipendenza politica se non economica. Una delle battaglie più importanti per l'amministrazione italiana è quella condotta contro l'analfabetismo. La lotta è in pieno sviluppo. Un grande complesso scolastico funziona da qualche anno. Ai corsi delle scuole elementari e di quelle secondarie affluiscono le giovani generazioni che si dimostrano avide di nozioni. Anche la scuola islamica è stata disciplinata ed agli ulema si affiancano insegnanti italiani. Né mancano i corsi professionali a Mogadiscio, le scuole marittima e di pesca, dove ufficiali della Marina italiana preparano i ragazzi somali della costa ai traffici del mare. L'obiettivo è di preparare ogni allievo ad un mestiere qualificato, mettendolo in grado di contribuire al futuro assetto del paese. La curiosità è la prima spinta verso il sapere. I ragazzi, seppure diffidenti, sentono il richiamo delle aule scolastiche. All'indolente vagabondare d'ogni giorno si è sostituito un nuovo desiderio e il fascino della scuola ha avuto il sopravvento sugli ozi della boscaglia. Anche quelli che arrivano in ritardo trovano nei banchi di scuola un volto amico. Da oggi si inizierà la gara nel gioco del sillabario. Bisogna spesso aiutare i giovani a vincere l'ultimo indugio. La dolce violenza del maestro dà buoni risultati. I banchi di scuola affratellano rapidamente. Il nuovo venuto si sentirà tra amici, partecipe oggi di una grande famiglia e domani di una migliore società. Per gli adulti sono state istituite delle scuole pomeridiane. Chi vuole recuperare il tempo perduto affolla le aule. Sono studenti che si applicano con zelo per superare gli scogli della grammatica e dell'aritmetica. Le acque una volta stagnanti ora si muovono con flusso più ampio. Si avverte un ansito di rinnovamento che si insinua in tutte le classi sociali e tocca anche elementi che hanno oltrepassato la maturità. È buon testimone un pittoresco notabile che da qualche tempo frequenta la pubblica scuola. La scolaresca non se ne meraviglia, è la volontà di Allah. Con questa spiegazione tutto diventa normale. La futura società somala dovrà passare su questi banchi, dove ognuno troverà la coscienza di cittadino di un paese libero. Il compito è arduo. La natura degli uomini e le condizioni ambientali sono ostacoli gravi. L'orfanotrofio è stato istituito con il compito di mettere i giovani nelle condizioni di autoefficienza. Esso ha una vita autonoma. Le scuole per tecnici, per telegrafisti, per fabbri meccanici e tornitori accolgono i più volenterosi, i più adatti punto propostole. Occorrerà diluire in qualche decennio il progresso di metamorfosi del paese. La popolazione è infatti ancora allo stato nomade pastorale. Al corpo insegnanti a cui partecipano i somali sempre in maggior numero è affidato questo compito vitale per il futuro della Somalia.
pari passo con lo sviluppo scolastico procede l'opera di bonifica sanitaria. Sulle piste di sabbia la colonna ospedale si spinge verso un villaggio nei pressi dell'Uebi Scebeli. Alcune malattie, fra cui la malaria e le infezioni amebiche, sono allo stato endemico lungo il corso dei fiumi. Anche il vaiolo bianco ed il tracoma fanno la loro comparsa nei villaggi della Boscaglia. Si effettuano visite periodiche per controllare le condizioni igieniche e sanitarie delle popolazioni rivierasche. I pazienti oggi attendono fiduciosi l'arrivo del medico italiano. È attraverso il sanitario che si supera la barriera dell'ignoranza e dell'ostilità e si iniziano i rapporti con gli indigeni dell'interno. Si aggiunga l'asprezza della Boscaglia, la povertà del suolo, la mancanza d'acqua, uno dei più poveri territori dell'Africa. Problemi eterni che dovranno essere tuttavia risolti. Il cammello è ancora il mezzo di locomozione e di trasporto più in uso. La capitale, Mogadiscio, con i suoi 63.000 abitanti, di cui 3.000 italiani, è l'unica città con un'impronta vitale e moderna, frutto del nostro paziente lavoro. Il centro cittadino è il punto di ritrovo degli italiani. Per l'avvenire della Somalia, italiani e somali oggi lavorano con l'animo pieno di speranza. Sul palazzo del governo non invano sventola la bandiera somala a fianco